con Mario Mantovan, sindaco di Portoviro. Oggi tra l'altro 102 giorni, o sbaglio? Sì, esatto. In una presentazione di un'importante aula delle scuole medie qua di Portoviro, lei ha fatto un appello ai giovani per il consiglio Comunale dei ragazzi. Ecco, quanto sarà importante e quanto ci tiene lei a questo istituto, praticamente far conoscere la macchina amministrativa. Lei appunto ha detto fare l'amministratore è molto difficile, però se lo conoscete avete anche l'opportunità di capire anche il nostro lavoro. Esatto, no, fa parte del nostro programma elettorale, perché ho sentito veramente l'esigenza di seminare nei ragazzi cosa vuol dire amministrare. Il progetto è molto grande e per fortuna ho trovato le porte aperte nel nostro dirigente scolastico, che il primo mese che sono andato a proporlo, lui aveva già il regolamento, Mario l'avevo già proposto ad altre amministrazioni, però ho trovato le porte chiuse, mentre con te sei tu che vieni a propormelo e io ce l'ho già pronto. Quindi a settembre andremo in consiglio comunale e si avvierà come ha detto il sindaco, in work progress, e verso novembre andremo a votare e dal 1° gennaio avremo un sindaco dei ragazzi che mi affiancherà in tutte le istituzioni che faremo il 25 aprile, il 4 novembre, se c'è da inaugurare qualche scuola o qualcosa, l'asilo nido che inaugureremo, quindi avrò sempre un sindaco dei ragazzi in fianco, perché è da lì che si parte. I giovani sono il futuro nostro, se non li prepariamo a questo grande lavoro che hanno davanti, non so, io ci credo moltissimo in questo Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ecco, tra l'altro lei sottolineava il fatto che quasi sempre i ragazzi che hanno partecipato in altri paesi a questo progetto poi dopo diventeranno gli amministratori futuri. Esatto. Si avvicinano, si innamorano, si appassionano a una delle cose più difficili e anche magari più gratificanti da una parte e impegnative dall'altra. Esatto, no, perché parlo con tutti i diversi sindaci che hanno il Consiglio Comunale dei Ragazzi già da diversi anni e tutti hanno constatato che i ragazzi che hanno partecipato a questa attività qua poi in futuro sono esplosi in attività sia politiche ma soprattutto dirigenziali, e quindi inviterei tutti quanti i ragazzi a stare attenti quando faremo delle lezioni in classe, e quindi bisogna spiegarlo naturalmente cosa vuol dire. Perché io voglio dare proprio dei soldi nei capitoli ai ragazzi, naturalmente accompagnati da un professore che il preside ci indicherà, e devono decidere loro, non mi importa dove andranno, loro devono decidere, devono capire cosa vuol dire spendere dei soldi che non sono di tutta la comunità. E io penso all'interno del vostro comune, soldi da spendere all'interno del comune. Quindi saranno interessati i bambini della prima media e della seconda media, supportati da quelli di quinta elementare, in cui ci saranno lezioni nelle varie classi, e come il vecchio, non l'attuale elezione, come prima, si nominano i consiglieri, e poi i consiglieri nominano il sindaco e il vice sindaco. Bella iniziativa, complimenti sindaco. Grazie, viva comunque sempre Portoviro.